Per chi non mi conosce, io sono Irina Drigo, consigliere comunale qui a Portogruaro, iscritta al Partito Democratico, faccio parte del Circolo di Portogruaro, circolo che, come tanti altri in Italia, sta lavorando molto e in questi anni non ha mai abbandonato il territorio di Portogruaro e portogruarese in generale. Ad una politica nella quale noi crediamo fortemente, che è la politica della solidarietà, dell'uguaglianza, dell'inclusione, della giustizia sociale. Questi sono temi che sono stati un po' trascurati, secondo me, secondo il Circolo di Portogruaro negli ultimi anni, e sono temi che il PD deve riprendere fortemente, contro quel sentimento di odio e quel rigurgito fascista che sempre di più sta dilagando nel nostro paese. Io l'ho detto il 25 aprile quando abbiamo fatto un pranzo con 150 persone per festeggiare la festa della liberazione. Io non voglio un paese rappresentato da un ministro degli interni che festeggia la Pasqua con un mitra in mano. L'Italia non si merita questo, il nostro paese non si merita questo, i nostri comuni meritano amministratori locali preparati che hanno il senso del bene comune.